Amigos e amigas, ben agattaus, ben ritornaus, un saluto umano, come è sempre, idealissimo Mura, in arti su maestro, come è sempre. Poi ci accompagnai in questo bello viaggio che vadeus in Sardegna, quando via musicista, suonatori, artista, che poi data dessa musica cosa in solo, dessa musica fatta in Sardegna che sapere da sul mondo, con isso sulla regione de vita, de musica, de vuedos, de amistade, de collaborazioni e finza, insomma, de commenti in che in quella maniera ci canta si vai conosci fuori da Sardegna pure. Oggi andiamo in Ovodda, fotoviai con un grande suonatore che è Pier Paolo Vacca. Ben agattato! Grazie per aver invitato. Insomma, c'è tipo questo. Si intervista si sta radendo. Ma che ben agattato, mi fai in mezzo a Regei e sapri morta che esattoviauso e come tenai. Voi dauso de musica in questo programma. Su tema è su nostro. Proviamo, via. Questa musica che vai si tu è una musica nell'uso che s'accappia da setnico, no? A su folk, potevo suonare io. Tu sei uno suonatore di organetto, sei un musicista, sei uno che fa di vince collaborazioni, sì, ma in cosa non da sapere una idea, da sapere se ne hai due. Ecco, chi è Pier Paolo Vacca? Contaci un vago. Ma l'Arnau, Pier Paolo Vacca è uno suonatore di sonetto della Vodda e che di musica strana. Adesso tu, questa definizione compatta è uscita, poi insomma, però può essere pure a bere, non lo so. E te ne è strana, voi è strana, contaci un vago. Sono sonette e l'uso in un modo per me è normale, poi è strano, insomma, non lo so. Sono sui Magrada principalmente uso, non so a barra o le su sonette, si usa solo per determinate certe cose, a me la dinconca sono, su sonette, su strumenti, li so suonare e un su sono, insomma. Certo, è giusto. Io si strumento un mezzo di comunicazione, non mente si strumento base poi sul ballo sardo, poi nasce su sonetto nasce di gusto, cioè nasce di vedi in prea un aereo su in Sardegna insomma c'è questa cultura, no? Questo sì, potendo stare ribau a sostituire un monopao tutto sul mondo di su epoca sulla unedda su antatenore ad un po' stando un po' a sostituire tutto questo altro strumento e sta barra uno dei strumenti più suonato in tutta la Sardegna è su plus popolare probabilmente, Mo ti domando questa cosa, lo bighi da scesi. Quanto sei che suonai su sonetto in Sardegna? Tu son Marco, quanto sei? Si conoscesi tutto sappare? Tutto non siamo, però siamo un po' da capire, su numero non lo liso. Ma liso in cada vita deve essere, minimo deve essere battere chimbe sicuramente. Inizio si sono accurziato a su sonette, poi io lo suona da un certo livello, io lo suona solo poi spuntino e tutto anda bene. Anzi, e questo pure è bello. E mai manca ne uso sono più importante di cos'altro per la vita di cada dia, insomma. Poi te sonas? Poi te sono. Poteva aggrada principalmente, ma poteva aggrada, cioè non è un altro motivo. Cioè, mi è sempre aggradato, l'ho sempre fatto andando con i minori di lui, e si galucare, mi aggrada, ti dà soddisfazione, la musica comunque ti permette di non essere gente, di girare, e a volte pure di ballare, insomma, non sempre, è sempre un mondo difficile, però insomma, che proviamo a barrare in mezzo a galla, insomma, a conca, gatto. Ti ricordi questa prima volta che hai visto uno suonatore di sonetto in uno palco? Ma la prima volta che l'ho visto sono andato... Chi non fa suoi? No, sul palco, in un'altra... non mi aumento bene alle questa situazione. Comunque sono rientrato e la pona mamma, devo imparare a suonare le sonette. Esatto, la prima volta che ho visto uno suonatore di sonette più o meno che tenia un'età di tenere 6 anni. Può comprendere, no? Se età può comprendere. Perché comprende perché sono rientrato e mamma mi ha detto vai a dove si Peppino, gli sti in cu, e gli si sente che di mandare io. Si impara da noi stiamo da un panzea, ma no vai a bicicletta
E gai a pocatto. A su. Lui. Pocandi, su coraggio di andare. Assolutamente, ma me la danno forse con un gai. Giocando. Pensando no. E invece la bicicletta sono andato, e poi mi ho imparato a suonare il sonetto. E certo, mi ha dato il sonetto in mano, mi hanno visto piedi che la dommo tua. Provalo. Si crasti, si da grada e torna. Mica torna il sonetto che abbiamo a lezione, e gai a pocatto. Bello. Insomma. E te ne hai voluto su vedo folk? Folk, beh, proprio su questa parola. Sì, su vedo, che significa di voto? Ma per me su folk, insomma, usa tipo di musica, usa tipo, este sinonimo de una radina tipo mia, de esa vida, sono nacido in questa melodia, sono cresciuto in questa melodia, se galu homo rimbalzano sempre, insomma. È sinonimo di gestas, è sinonimo di socialità, soprattutto di avere messe gente. E niente, per me è uso folk, ma sono nato in questo ambiente, in questo sistema, però... In questo terreno. Esatto, certo. Probabilmente... Sono nato in America mi su blues, non dico, però sono nato in bidda e ci vi è così. È vero. Quindi... Esti un arrogo di questa cultura cosa nostra, esatto, no? sì. Potete suonare aici. Ecco, però su traballo su chiasina di Singizio è che in qualche maniera prova a andare pago per usare innanzi, sì. È vero? So? Ma io non mi posso mai da problema di andare innanzi, di andare a seguire. Anzi, sono convinto che me dar melodia, me dar semplice e me da... Cioè, sono più belle di cosa sofisticata, no? Sì, certo. E quindi, cioè, su triballo mio, principalmente è su piare melodia, mi aggrada da pensare così, semplice, e poi a partire da spaziare su improvvisazione, spaziare su elettronica, insomma, tutto su la da innanzi. Questa musica è bella per uso, non per limite, se non non sono i carabinieri o i dinana se rende troppo o dar buffare una birra in plus, no? Può andare libero senza nessuno... senza nessun pensamento, esatto, io la vivo gai, insomma, non penso a su arrivando o su andando, sono putte magrada su stupida, no? Poi amo abbiare dopo, perché lo sa bello, no. Se no, non vedo bello a primo, che è comunicazione, questa musica vo tu, su sonetto è comunicazione, no? Mi pare che appuntendi questo. Sì, su sonetto è strumento che uso per comunicare, mentre scrive usa la sappina e scrive il libro, io sono su sonetto in cui comunico, cerca di arrivare esatto, sì. E dove vai a su ad un valco, ma non fetti, dove vai a vizza con traballo su artistico su cosa tua, o no? Sì, sempre partendo da questa tradizione, da su este, insomma, questa tradizione, e poi magari sperimentare, insomma, a ponere, a aggiungere, a muovere, sui cazzo. È un giochetto, è un bello giochetto. È un bello io, insomma, e dai sempre di triballare cada dia. Di fare cosa nostra, esatto, è giusto. Sì. E come caso, come ti vedo sempre, cercando di comprendi su sono, e dove uso con calisono. Folk. Un vuoto candiere di su tedesco Volk, caunai popolo. Ed è questo vuoi dauso, quando vuoi dauso de Volk e de Volk music. Di una musica cagata dai sarregini di cosa sua in su popolo, in tradizioni che andano da una generazione a s'altra. E fu dauso bruschettotto di un usono, e adesso me lo sanai de meda zonus, che nasce in un luogo preciso. E questa storia di questo luogo non t'ha cappiauso, commenti a sa maniera de bivi che in questo luogo sa gente identici. Su Volk non esti de gusto o de gusto autori, de gusto o de gusto musicista, ma direi di attese medottas arriva da scetti con sabogi, con sa tradizione orale, che anda da de babbo a fillu o de mamma a filla, in su tempus. Est una musica che vuole impari saggenti e noi si accostuma da vinzas a cantare impari, in sa che si impreanta a inas musicales differenti di un luogo a s'altro. Medottas concordadas de maistusu in una maniera artigianale e che medottas tenenti pago a bisogno di studios umanus de musica può essere suonatas, ma si può intisonare vinzas a origa.
Foi daus, scetti di nomenare l'incunu, de suitus, de fisarmoniche organitus, de chitarras, de dumbarinus, de gorros, ma finzas de gulleras, de ossus de bestia, de violinus e de armonica. In ogni luogo in i seculus, d'ogni popolo ad agattau isainas chi melus podentesse impreadas post espressioni culturali e musicali cosa sua. E in Sarasa, in noi s'agatta questa musica folk. S'agatta da giro a giro de nos, in mezzo a sa gente. Podi essere musica po baddaie, musica de festa, in isprazzas, in zilleris, ma finzas in domus. In su mondo e su traballo, de sa vita in susato, de sa vita ogni dì. In noi due genti che si esce da voites cosas anno andanta. Ma finzas in noi gente a ninja spippius e festai santus. Aici in Irlanda e in Inghilterra, in Spagna e in Francia, ma finzas in Grecia, Albania, Austria e Germania, commenti in Romania, Ungheria e Polonia. E finzas in Italia, adesso è bel lavoro. In Sardegna de sicuro sa musica folk non mancada. Dei suonatori de suito e della uneddas, ai fisarmonicistas e suonatori di organitto, pollompi e stumbarinus, non doie festa in su ballo non sia da accompagnau dei sonos dessa tradizioni. In Sadide e Susante Sabido mancai in suoi carasciali, o po pascamanne e paschigedda. E tocca da Dunnai, de prusu in prusu, nasci in si va in testimai, finzas e festas a bostai sa musica folk de su mondo in Sardegna. E da vai a misturai, con sa ghindieri de sa tradizione nostra. E siamo ancora in compagnia di Pierpaolo Vacca, suonatori de Zonetto, e poi ma ti corriggio pure, a po' sbagliato. E con questo si sto vedendo, insomma, di questo chiesti di questa chiesta sa musica cosa sua, ma dei commenti isso cicchi de non si può in lacca, non è usaici, no, de giocare uno vago con questa musica, questo non gioco questa musica. Assolutamente, certo. Ascolta, quali punti a parte cosa tua i influenzas che hai dentro? Chi è chi in qualunque maniera ti racconta chi pensa, boh, questo forse si ma mi influenza adesso chi faccio. Tanto su primo probabilmente in mada da un meda osa sia suonando soprattutto il Peppino Deiana su maestro mio su certo. E este non permette mai di ringraziare perché esti stati una persona che è sempre stata, ma non solo per me, un po' tutto si sono accurziato a su sonette in vita. Cioè io ho aperto sa domo per tutto su sempre gratis senza pagare un euro. E con un tipo, cioè se tu arrivavi a Inde, volevi la lezione, ora è pranzo, e io prendendo pensavo a messa e ti cai a lezione. Cioè non quindi la lezione è una priorità, in più è tutto, della famiglia, di tutto il suo impegno suo. Quando arrivava da uno a domo sua per pagare una lezione, io mollava tutto. E poi, a parte questo, quando uno po' su tempo non abbiamo avuto un suonatore io una sincera poi da arrivare a Bidda eccetera quando un suonatore a Nantes perché io oltre sul ballo sardo eccetera e suonava benissimo in un modo tutto suo, cioè non esisteva un ballo uguale a satiro, creava sempre da differenziare tutto, no, questo è su me, non lo deve, cioè questo suo e basta, no? Uno suono così, uno ballo così, tutto può essere una cosa originale, no? Sì, e poi si suonava in un montone si linava ballo civile, no? De valzer, de mazurka, tango, non sia da un montone proprio. E quindi dopo la lezione mi imparavo del balluttundo, del dillo e poi sottorravo, noi esponevamo in Q e uno di fronte a satiro, io faceva un panziamento dove caia la melodia, poi invertivamo sul ruolo, insomma, su io e già secondo me già in questo momento io mi dava già su via può improvvisare, c'è questo scambio, cioè per suonatore di sonette, soprattutto in un certo periodo questa cosa non esisteva, suonavano sul ballo sardo e basta, cioè bravissimo assolutamente, però non tenevano questo di suonare pari a altra gente oppure di surtare soprattutto o altro, certo. cioè credo sia una cosa delle cose fondamentali sia proprio lì di surtare sui cani pure o altro, e quindi io tenia da questo dono e probabilmente me la trasmetti. Poi, proscienante, insomma,
ha pisurtau dando qui canaglietta, insomma, moda una city rambler, mi sa che su folk rock, su Mundugai, insomma, tra l'altro ha pure suonato un'isola, mi è capitato di conoscere di suonare qualche volta a pare, perché l'uomo non si intendimmo, siamo amigos, poi abbiamo creato, insomma, e quindi ha un meta pure su mondo su folk rock, no? Sì, esatto. Poi abbiamo iniziato, ma Riccardo Tesi, è un suonatore sonette toscano, e io ha dato su input a un altro mondo per sonette, ha aperto sapeva di sonette a un mondo moderno, sono solo barricate, questa musica popolare, invece un'isola da un'altra strada. Poi questo un altro suonatore piemontese, Simone Bottasso, mi aggrada a me, a livello di sonette. Poi a livello di musica ha pisurtato sempre un po' di tutto, scantautore, cioè, più su uomo magari andando con i canali, su jazz, insomma, mi aggrada da sul rock, tutto sul mondo del rock anni 90, pure prima, cioè, che ne so, Lindo Ferretti, sì. Certo, sul rock indipendente italiano. Sì, cioè, certo. mi aggrada li surto caloie quotidianamente. È giusto, insomma, cioè, no, e me lo sanno varrai firmo su in una cosa, ascoltai a te esatto. un mondo, poi, secondo me, un musicista esti de importo vinces a sci itaduesti a pavas de su genere di cose sue. Certo, che stai sempre per la usannante. Se vinces a voi tutte queste cose che funti influenze, in suo senso che mancai di non ci pensi, però tanti che su zona de Modena City Ramblers non entra da questa musica cosa tua. Che lei uno mannava, c'è questo pezzo pare un pezzo del radio, cioè lo che surta questo non può me mi fa piacere, tu piacere, insomma, no, inconsciamente però sta arrivando questa influenza, no? Che alcuna cosa un rastiggetto sta arrivando, no? Esatto, è giusto, perché poi tornai arriva da Vincenzo in italiano in maniera inconscia, no? Sì, esatto. Tu ascolti, vuol dire in discita se ti dà con questa cosa da scrisi, da zona e poi narasa. Mi pare che si imbilla anche quello. Sì, e poi che arriva tutto dopo, no? Certo, è vero. Così. Ascolta, in sa famiglia tua, su Chiappuliggio, insomma, mi so che devo informare, c'è Vincenzo, uno suonatore della Uneddas. Sì, questo stato è morto l'anno passato. Scusa, una cosa strana, po' vita, insomma, una vita in Barbagia, eccetera. Invece era un suonatore della Unedda, sono di Vidula, solamente l'ultimo in vita. Probabilmente suonava da suo nonno e suonava pure su bisnonno. Si nata e si esprima Vidula in vita, insomma, mi ha suonato a usare Vidula a metà dell'800, insomma, una roba. Quindi tornava come meta in Isano, succede. Esatto. E io, insomma, in un periodo in cui suonatore di Vidula della Unedda non avevo pausa, io sono venuto a spausa. E quindi io l'ho dato la possibilità di girare, di fare, di essere un noto, eccetera. E, insomma, io sono sempre disponibile. Certo. E questa cosa teniamo un modo suo di suonare in modo particolare. Ci sono un tecnico, non dico mente, però che ha da cosa e solissimo effettivamente originale, cioè una cadenza sua, un modo di suonare, e noi suonatori ampidano che non è da procedente a livello tecnico, a livello velocissimo. Ma non è sempre questa tecnica che fa adesso teniamo da modo suo, ha mantenuto sempre uso e insomma, a me mi ha trasmesso un meno, infatti me da suonata i cazzo di uomo pure in chiave di rivisitazione, partono di melodia, sai, comunque adesso, usare Vidula, certo. Quindi, insomma, che una cosa di dare esatto. Poi ando con i minori, insomma, io uno sempre ando suonavo per il gruppo, eccetera. E dopo in domo, però questa cosa dove stava in meno. Esatto, un po' troppo veloce, dobbiamo rallentare. Usa picchiata, però usa picchiata, è una picchiata di cazzodeo. No, è me sta gradata. Cioè, capito? Bello, una recensione, sì. No? Ti bastonava, però stesso tempo ti dava pure la caramelletta. Certo. Su drucigendo c'ho io. Per me è sempre stato insomma,
Un riferimento. Un riferimento, Normale. rispettavo, sai, non veniva da voler, dopo suonavo, dopo mi intendevo. Andasti a cercare tu. Sì, avevo suonato troppo male e quindi non mi voleva offendere. Insomma. Certo, no, punti bella cosa, bello usare cosa, insomma, più che tutto punti parti della formazione di un musicista, sì, no? Devono sempre giusto, che a te ne consiglio, a te ne sa buona sorte, di te che all'incuno che ti ora da consiglio, che ti fai di una recensione, no, sempre in italiano, sì, no? sì. Si incrasi, ma tu su dei insomma, certo. è la cosa più bella. Fuori da su dei festival vuoi denti dei gusto sono. Assim comincio, già il primo anno su festival nasce come una festa che è della componente del suo gruppo. Poi piano piano è diventato un evento importante, un grande evento della Sardegna finanziato dalla regione. L'apertura la facciamo in Salighera e non serve pure come promozione di questo evento per attirare turisti a Bidda. Su Canavura si esprimono suonando e cantando sul centro storico di Ittiri, i Saccentinas e in certo punto tipico in bada presentazione di canto, di suono e si servono vino e mandico che sono i tradizionali. Quindi un evento, un piccolo evento enogastronomico che è apprezzato meglio dai aziende. Su sabato dai Sasunni si incomincia con la messa dei popoli, quindi questa messa raggruppa tutto il gruppo furiteri che sono presenti in Ittiri, presentano il canto di Soro, la musica di Soro, il beltire di Soro, il suo comune la presentazione ufficiale a suo sindaco e a tutte le autorità del suo gruppo furiteri e viene premiato su chi ha vinto il suo premio Zenia. Su zero vado una grande parata di gruppo, cioè una grande processione di gruppo che si esibono ballando e cantando. Uso il strumento musicale, gruppo furiteri, gruppo sardo de ballo, gruppo de machrasa, cardoso, banda musicale, cioè tutto gruppo di cultura popolare e di cultura etnografica. E poi c'è la seconda serata del ballo. Lunedì su zero il suo gruppo prepara a manegare, ognuno prepara una pietanza della nazione di provenienza solo e su notte facciamo una cena etnica invitata a tutta la gente. Su martedì finiamo su festival con Intiesi. Faremo la serrata proprio in Tiesi, questa iniziativa si narra a mezzo mondo in Tiesi e con culto si finisce la festa. Praticamente sono 6 giorni di festa ininterrotta che comincia a Salighera finiti in Tiesi, però su coro vero di questa iniziativa è in Ittiri. Noi siamo intanto un'associazione di 50 persone, però sul gruppo B non basta. In più di questo gruppo abbiamo un certo numero di persone che si occupano della mostra e dei suoi eventi culturali, capeggiati dai Gianmario De Martis e dai Pietro Frau, che ci hanno aiutato in questa iniziativa da tempo meno. Quando vieni, noi facciamo 50 anni di questa associazione. Ad essere senz'altro un evento di grande importanza e si è andato a fare dare media e si è andato a fare dare pure il suo futuro. E siamo ancora in compagnia di Pierpaolo Vacca, con questo si sta ragionando finza dei influencer che attento dei artisti che danno in qualunque maniera donano s'arruga, no? In sagale se moi, questa noi, insomma, se si vede una ruga che è partita dei gusti chiesti su volco originali, poi vai a altre cose pure, sperimentazioni. Poi da una cosa che per me è sempre di importo, tu hai fatto belle collaborazioni, sì. Ecco, contasi uno vago che alle punti stetti e poi mi depisinai cosa che resti a varrata de bruso in suo coro. Beh, tanto partimmo da Ommo, quindi l'ultima collaborazione, è a marzo, esiste questa collaborazione con Paolo Fresu. Ci salutiamo, ciao Paolo. Con Daniele Di Bonaventura, certo. uno spettacolo
teatrale prodotto sul Teatro Stabile di Bolzano e momento musicista Ardeo, Paolo e Daniele e invece poi 3 attori e battere danzatori, quindi un spettacolo manno un che persone in scena sempre fisso, amoroserà un po' tutto l'Italia tra 2021 e insomma inizio dell'anno. Bellissima indubbiamente, cioè, già andiamo a muti Paolo e Mannau guardia, sto pensando di coinvolgerla Panau. Le farà Wissu? Sì, la Panau, ma so Pierpaolo Vacca su ora si sbaglia un numero. No. Creando a tu creando a me. Ma io sono stati poi da un sardo, ma che io sono poi da un sardo. Sì, no, è poco sempre in sardo, un Paolo. E quindi sparteo sta osa, per me la prima esperienza di questo importo, di questo livello, è stato bellissimo, cioè proprio... Quanto data sei fatto? Ma abbiamo fatto tra 2021 e anno abbiamo fatto un'ottantina di repliche, insomma. Sì, poi questo è stato un po' sul 2021 su Covid, insomma, questo è stato un... Certo. Si sei frimato su vago. Esatto. Scelto in Italia o fuori pure? No, l'abbiamo fatto solo in Italia, pro teatri sul nord Italia, insomma. Certo. Di spiegare mano non che siamo arrenesi a venire in Sardegna. Infatti. Questo è un spettacolo che poi si ambientava in Mammoiada, all'inizio poi si arrivava in Argentina, a Macondo, insomma, tratto di un libro di Salvatore Nifui, e poi arrivava in Argentina, si ricollegava da Garcia Marquez, insomma. Insomma, un bello spettacolo. No, un bello spettacolo, è stato gradato, abbiamo fatto sold out quasi in tutte. E noi la produzione si è bloccata e si abbiamo scaricata in estate solo la musica, però e noi è un'esperienza bellissima. Poi triballare un Santegai t'azzuda, professionista, impara non è solo andare a suonare, cioè la musica vuole triballo cada dia e non veste dominare, non veste, cioè deve triballare, cioè, e uno pensa vedendo che uno sta arrivato a un certo livello, solo basta solo suonare, no, non è gai, anzi devo legare di più, può seguire a barare in cui e tocca da pistare, cioè un Paolo può imparare uso praticamente. E questo chi mi posso permettere, a potente maniera, una varietà di anni oggi, di intervistare proprio preso una cosa che va via, e isso mi hanno proprio cose. Mi ha dato che fia tutto a provare, cioè ogni dì sto lavoro via da, isso fa una varietà di ore sopra questo strumento cosa. Sì, ma a parte questo strumento proprio a pensare una musica, cioè ti vuole sapere una musica, un progetto, a barare sempre attivo, sempre propositivo, sempre poi su tenere di buon uso è sempre positivo in cada cosa che cade. Cioè quando mi buttato dovevamo registrare un disco, insomma, stringente, cioè dobbiamo registrare un disco in 2 giorni. Poi telefonai su, dopo la telefonata, qui tranquillo devo pure un mese. Cioè, no, ma tranquillo, arriviamo a non rilassiamo, non divertiamo, io. Come diciamo non rilassare, dobbiamo registrare un disco in 2 giorni. No, ormai suonavo, pare, anche adesso questo rilassamento. A Sacchini che davvero gai aumentava di su. Bella esperienza. Sulla prima che abbiamo registrato 7-8 pezzi. Gai, cioè, e tutte si muoiono, tutte a fare. Cioè, insomma. Ita sta parlando di questa esperienza. Qual è questa cosa più di importo che non ha fatto non detenia? Guarda, ho nostro sul mondo del teatro. Usu è una delle cose, a parte la musica, ma bere la macchina teatrale in pala, non me l'aspettavo, non avevo mai fatto teatro a questo livello. E andavo a iniziare a bere macchinista e tecnico sulla luce appiccato tra liccio e io si doppia inventare o alare una rete di questa gratticcia, cioè questa cosa io non me l'immaginavo. E se prima adesso arrivavo e io sono doppia su montaggio e ho pubblicato tutta questa cosa che sono abbarrato. Spantato, cioè, no? Sì, non potevo una cosa
sarta, sai, si deve vestire a stare de manzano, cioè, tutto osa, io non vede, però per me questa estetica osa probabilmente più spantosa, poi sa musica, puoi suonare un Paolo, eccetera, sa firma dischi, non dicevo manco un po' cioè, potevo imparare Certo, una firma giusto. veloce, se no, non Non acaba non pruso. nemmeno che non avevamo sprus. Cioè, tutto bello, però si aspetta un amor de armastranza, i triballa. Su mondo del suo teatro, sì, de intro, su questo che non este conoscevo. un po' di esperienza, sa usai, ma da inaspettata forse, non me lo immaginavo, e quindi forse questo. Bello. Ascolta, secondo tu, su fatto di collaborare con un artista che non funti proprio del suo mondo cosa tua? Partendo del suo fatto che sul mondo cosa tua ne è più con su del suo folk e stu altro, ma no? no. Quanto è importo questa cosa? In questo senso, cercare di collaborare con più gente possibile che sia di differenti logos musicali, di generi musicali differenti. Sì. Ma credo su imparare di più è sfruttare, cioè a sfruttare os'altro credo che sia quando suona un'altra gente credo che sia fondamentale, cioè non può essere sempre in pizzo di os'altro, cioè poi tu pare due e deve sfruttare os'altro e dare spazio pure a os'altro, Certo. credo che questo io sia portare, pare semplice, però non è facile da comprendere. Plus andare innanzi, se plus a tutti gente suona da vari generi, eccetera, credo che giusto sia a creare può andare Cercare d'accordo con cada tipo di. Sì. Sci abasese, sci inuisese. Esatto. E cannesti sul momento cosa tua, no? Sì, cioè, non studiare a barrare sempre su folk, no? Su sonette e soprattutto succede in me, cioè, su sonette non smetti mai, è sempre a mille boom 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 boom. È sempre isso, Poi probabilmente certo. pure su ballo dipende Certo, sul tipo di approccio. Invece in altro contesto deve barrare un po' più calmo, sfruttare E poi? cioè, credo sia in tutto il genere che un po'. È un'arte con sapore, Sì. nel senso che devi si mai, No, alettai, sì, ascoltai. cioè, sfruttare os'altro credo sia molto importante. Anda bene, anda bene. Andau a Ligi, andau a Vi con iscritto e sonau. Aquest disc és nato d'una idea de Stefano Sarace, que és un amic meu de tant anys i jornalista musical. Ell tenia aquest desig de treballar amb les obres de Grazia Deledda. És un apassionat de Grazia Deledda de sempre i voleva fer una cosa amb la musica i amb aquest repertori gran de scrittura de Grazia Deledda. Jo he parlat amb els meus companys de sempre, Fabio Manconi i Andrea Lubino de Cicimeca. Amb ells hem fet les cançons, ells han fet les músiques i també després els arrangiaments. Io ho adattato lo stesso di Stefano alla forma della canzone. Abbiamo també treballat amb Michele Pioledda, che ha fatto le traduzioni dell'italiano, che era la lingua di Grazia Deledda, al saldo, a due canzoni. E Lego també è una canzone che alla fine del disco, che è un omaggio alla donna Grazia Deledda che abbiamo dedicato a ella e che è fatta con parole di Paolo Pilonca in musica di Fabio Manconi, che è una dedica alle donne e alla forza delle donne all'età matura. Cara canzone del disco è ispirata a una novella di Grazia Deledda. Questa è stata l'occasione di approfondire e també di donare il mio omaggio a una scrittura che io ho amato veramente. Un disco che ha la partecipazione di tanti artisti, di musicisti, di cantanti e també di un artista come Narcisa Monni che ha donato tutte le opere del libro. Io credo che te sentite comprare un disco, perché già non compri un disco, però in questo caso tu stai comprando un libro e in questo libro, a parte del disco e delle parole del disco, ci sono tante cose. Per esempio abbiamo potuto prendere la partecipazione di che ha scomanzato la filologia di Grazia Deledda, che è di Nomanca,
dell'Università di Sassari. També una scritta di Neria De Giovanni, che també è una critica letteraria che si occuperà sempre di Grazia Deledda. També abbiamo una parte a scrivere di Antonello Zanda della Cineteca Sarda. També hi és un QR code on si pot veure un documentario che sa visa Itinerari dell'Ediani, che era un documentario del 61 dedicato agli llocs di Grazia Deledda. També fotografie di Marianne Sinfalzer, che sono bellissime e sono fatte a rinta della Nuoro de pocs anni després del passaggio di Grazia Deledda. E també sono le foto che mi ha fatto a Nuoro Pier Giorgio Nicchiarico, che è un amico fotografo. È un'opera també il libretto. E in questo caso io credo che merece la pena di comprare un disco ancora. Credo che Grazia Deledda è una delle maras della cultura sicuramente salda, però non solamente salda, e che è un punto di riferimento, di referenza per tutti gli altri. Per questo ho creduto che questa immagine fosse l'immagine giusta per un disco come questo. E siamo ancora in compagnia di Pierpaolo Vacca, siamo ragionando insomma di collaborazioni, sì, io vedo una bella collaborazione questa che è stata fatta con Paolo Freso e Daniele Di Bonaventura, insomma uno bello spettacolo, Vince sa disco, insomma, si è fatto uno bello traballo, non è lo sai. Poi noi sono dei due però. A Ita si traballando, che alle punti il progetto su che tieni si può Tanto, insomma, tra un po' un disco mio. È un disco prodotto sempre da Hattucco, dell'etichetta discografica di Paolo. L'ho preso da base in collaborazione, non fa scoppiare nulla. Però insomma, ad base una parte un po' più tradizionale, lì alla sorballo di vita soprattutto, e poi una parte un po' più aperta a tutti gli altri cazzo, insomma. Certo. E ho messo cioè, dopo di tra un po' che è registrato, che è tutto pronto. Insomma, quindi speriamo bene, speriamo di non aver fatto un meta seria per registrare. Ma su Ieste ormai non ti trasmetti questa tranquillità, questa serenità di Paolo, quindi ormai da tensi, è cosa tua, ma voi mi pare che sia uno, insomma. No, poi insomma. Invece fai ancora zeradas in piazza, ne fai questo sonetto, tipo, insomma, sì, mi capita di un panzere sul gruppo di vita, insomma, ando su libro, lo so, un panzero gallo, insomma, mi aggrada sempre, a volte sto proprio questo deciso di narrare, cioè, di andare a una festa anche per solo, cioè, a mi tornare a rigenerare su antatenore, questo è proprio periodo, in Magrada da Ussu, cioè sì, devo per forza andare a intendere o a me per una antadetta, insomma, quando mi capita me da volentieri. Insomma, ogni tanto uno va a sentire questa tradizione, non si scaresce da voi bene, questo è di importo. Ascolta, tu tesi un contigedo che è qualcosa che ti succede, che iniziando su che si sonendi, qualcosa che ti sta parlata in sugoro, che manca spaziosa, uno contigedo lì. Non potrebbe essere meda, insomma. Conta sedo, su tempo non sa manca. La musica è pure, vuole andare pure nottata e serata e carchi imbriagheredda. No. Se le momento funziona, carchi volta. Ma non lo so, tanto una volta andava a suonare pure l'anno passato, a suonare questa festa a Bortigali, no? Santa Maria. La conosco. È una festa, cioè, è bellissima. È una gita di imbriagare, non è una imbriagare da insomma. Salutiamo gli amici di Bortigali, è una festa bellissima, in che diventa una stravanata, no? Io che l'ho portata a battere in banno, mi aggrada proprio, cioè, mentre sul modo di tenere questa, una festa, no? Poi schino d'uscite, tocca di contare come è questa festa. È una festa in questa crescita su un monte, tra l'altro, sono 17 km di Bortigali, a Santa Pede, poi a Santa Ovardo, insomma, è tutta una... E praticamente a Barana di Ghidia si è accampato, si inizia a accampare, poi sono a dormire,
e papà ne buffano e si divertono. E sparanta. E sparano un po' sul pranzo, sparano un po' a cena, insomma. E andare arriba a priore nuovo, sparano poi arriba a priore nuovo, cioè, giusto. Però su internet su a barra pari, su sa convivialità, su socialità della gente e magari i giornali, la gente in ottobre c'ha tutto l'anno, c'ha ida de Santa Maria Saucco, si viene cada dia e che ne questa insomma. E una questa è un po' privata, pure noi potete andare. Sì, ti devi ti convidare. Esatto. Non andas ahí, ci nareso chi priori, ti conosce di oidi, di zerria, di benzi, ahí ci funziona. Funziona gai. E un momento diversivo di tutto, sta che sta questo solo suonatore, non veste lo complesso, no, questo è un suonatore e sta a disposizione della gente, del suo priore, e quando io vogliono andare o si vogliono fare un ballo e tu devi essere a disposizione e devi suonare. E giusto che suona Besardie, suona Vintora, Besardie, suona straordinario. E funziona a gai, però lì insomma, una volta che andai in funziona a gai, lui aspetta da tu, decide se andare oppure no. Ti domandano, ti decidi. Ed io mi sono sempre buscato bene, tengo un montone di amici. E un anno, sul primo anno che andavo, tanto sull'ultima notte, sono amico del superiore, di suo figlio, hanno deciso di pagare i suoi ammeni e di fare un regalo a superiore, no? Quindi anziché, e tanto poi questo regalo, ma che è una casetta di un frigorifero, e poi sono impacchettato. Mi canno si impisi in un molente. E quindi adesso che stavo suonando su sonetti, poi in un momento una cassetta di cartone in conca, manna e mi. E mi sono arrivato con tutto venendo e ti ha fatto questo prima, mi ha spantato. Ma si direbbe, tu hai spromato isso, poi lo suono i gatti. E poi un'altra volta, tipo, mi è capitato, dopo suonare in Arisso, arrivo, monto, poi iniziare a suonare e mica non tenevo sonette. No! Mica prima tenevo sonette in domo. E quindi abbiamo iniziato il concerto, non me l'ho in Arissa da accanto. Se ti tornai andare a domo. Non ti non ti sagattavo in cui uno, poi ognuno sono su suono, noi come si fa. E quindi abbiamo detto che mi ha dato via a donare, so che a donare, mi ha dato ci dà segata insomma. 100 punti in mezzo. Per me, sai, ho capitato di sbagliare i vita. Come ti devi sbagliare il beat? Una volta mi gusta. Devi andare a Genone, ho posto il Gesico, sa che... Te si c'è duro, noi accanto accanto. Non per manco bandierina, tu sei la serra. È malavosa, insomma. Vabbè, succede, dai, ci dai conto sono spazioso. Sì, dai. È sempre un pregei. Quando andas in un luogo e trovi questa gente e questa gente la attende te. Beh, assolutamente, certo. Cioè, io non vesto una vita per suonare mi sono buscato un male o cioè a tutto dove sono andato, tengo bello carreordo, ho pocato amico, cioè una delle cose più belle della musica è proprio USA, insomma. Cioè, e t'azzuda pure a cercare di andare a suonare e tutto, cioè chi non lo può dire. Beh, no, cioè comunque è bello, cioè, è pure un pisto, però è orario strano, è normale. E si prova non suona, cioè, a volte ti casca unto, invece poi basta, dai prova e ti perdi tutto, sale, insomma, non ti nada. C'è un luogo in cui si andava a suonare che stava in su coro e in su cali ha zagato a amicanza, amico su chi punta parlavo poi punta diventato amico su storico. Ma guarda, su viaggio, proprio cioè, a livello di viaggio, non solo di vita, in questa barra ho preso su viaggio in Senegal, in Africa. Ah, ecco. E abbiamo fatto un progetto in un'associazione di perdaggio, ne chiarimmo una rogalla. Di fatto. Un Massimo Concio, che abbiamo a parte sarda, e Carlo spiegava da tutta questa direzione musicale. E poi in India abbiamo fatto due percussionista senegalese e una cantante. In noi siamo andati in Senegal? In Dakar, abbiamo fatto la residenza artistica in Dakar e poi registrato pure sul disco, sai da dopo. E a livello umano soprattutto è stata
cioè, bellissimo, cioè, io non immaginavo che poteva essere un mondo realmente gay, cioè, andando adesso all'aereo. Basket, dove viene? Ma a parte sicuramente, insomma... No, ti do no, non vuoto, perché se andavo in Senegal e uscito. Se ti giocavo di serie, ci vedo a basket, perché ci vedo un vonna, lutto. Sai, ma noi pure gli hanno difendiamo. Però sa gente pure. Però sa gente, Sì, insomma, mi sparto il momento di tornare in Palace a suo onto, mia mamma, insomma, con suo zio, eccetera. Dei 50 anni ago e di gruppo. Esatto, però allo stesso tempo ho buscato questo rapporto umano e noi cioè, probabilmente a bella bello stiamo perdendo. Non so, cioè, se vuoi buscare i ore di domo tutta la notte, in sta strada di Manzano, a barra a chiacchiera, o parente, o sorteggio in au, o noi o la che frimmane che barra, cioè, questa sono le cose si capiscono pure noi, invece A sa frescura, come ti vediamo sul nome, cioè, no? Come ti vediamo in ma questa è una cosa, de prendere su sartana in mese, ci vede in mese, papà. Una collera a testa, cioè, sono le cose non me ne si tanto non l'arbia se realmente non pensare sempre sia una cosa a largo e tu e non ti può invece mai... c'è. Invece è come ti considero quello che denti voi vecchi, no? Che non sono teneo pruso. I vecchi sono punti in domo punti come tenai attendenti spicciocchetti, sì, no? In noi non c'è e poi in nascivo comunque amico, non intendimmo quasi una volta cada ida, non si intendimmo, soprattutto un percussionista, cioè, bravissimo. Sta barrao. Sta barrao, cioè proprio sta barrao. Infatti io poi sono ben visto a noi, abbiamo fatto un pranzo in domo, eccetera. È stato bello proprio. Questa è una delle esperienze forse più belle. Ma barra del momento sempre è una cosa solo positiva, nulla di negativo. Bello. E ci caso sempre di scruffugliare, io vaghetto, di andare a contare un vago più a fondo con questa rubrica Cosa Nostra che si inizia da Contigello. Dunque, un conto di quest'anno teniamo una band italiana del Veneto che si chiama Messa, suo nome è Messa. E nel manifesto ci viene scritto Messa alle 11:45. Santi contavo che la zia è andata sul supermercato ed andava a sta signora del supermercato, ma questo spicciocco su punti stati bravo su pure antiposto pure sta messa alle 11:45. E se uso ancora ragionando in compagnia di Pierpaolo Vacca, Deo Voda, è proprio Deo Voda lo puoi dare con tu, perché se uno insomma mi da si contava, si girava, sono meno un sciacquone logo, se no si andava su de Bolzano, sul nord Italia, si sono arrivati in Senegal, si girava e si più. Si girava e più, ma quanto è da importo sul logo in cui si nasce, in cui si pasce e cresce, non è usare ci vuoi. Beh, Bidda credo sia fondamentale per tutto il percorso musicale mio. Da mica ho tornato a Bidda, qui in Castello, poi che mi sanno, poi è capitata l'occasione di mica tornare a Bidda, mica sono tornato a Bidda. In Bidda tengo la saletta, in sono, in cazzo, in vento, il registro, cazzo tutto la cosa mia. Ma sono tornato a Bidda proprio perché mi intendo sempre in domo, o sai, girando tutto il mondo non mi intendo, ma grada, posso parlare pure battere un mese se fuori non li fai nulla, anda bene, però in domo è Bidda, poi me ne domo sta a essere in Bidda. E Bidda, insomma, più o meno gli silisci è una vita meda allegra, meda, cioè, de gesta,
ed io so sì un anno, se no este su carnevale. S'animo è corso, Io sono del minore, sono usonette, che è una sfida ormai, poi venire a mica piare uniso a girare su carnevale, che poi sono, quindi in questo momento mi suonavo in bidda e quindi tutto su. Arrivava a Chiodo, a Chiodo, mi capiva, che avevamo così, partivamo così, da vita in carnevale, di una domma sattera, ed io manco succo di frutta buffavo, ma potevo andare, cioè, quei galugui, io sono ubriaco e io invece sono andato lì a Sanzone a Iso. Ed io probabilmente sta arrivavo per tutto questo di suonare, di suonare tra osa oltre su Ballusardo. Di sperimentare. Io mi buscavo in cui noi barravano tutta la notte suntando su Ballusardo. Poi No, a un certo ascoltate punto, altro volo, no? a un certo punto, suona questa canzone, andiamo, e è spartito tutto su. Ascolta, e come ti sei ancora sei accappiato un meta, Sì. vita tua? Come ti parla da questo accappo? Come ti rennesci? Ma attenzo, questa questione di Vola di Onda, questa questione di questo assozio. No, ma in vita tengo con amici, tengo cose, e quindi a un certo punto pure con amici di sempre a mornare noi. Se non abbiamo scaricato a noi, se non stiamo venendo da Roma, cioè, se dobbiamo scaricato a noi aggrada, e vogliamo. E sono stato in bidda, siamo noi non dobbiamo ponere in zoo e quindi abbiamo fatto un'associazione musicale, ma poi si può occupare pure di altre, no? Importante sia da cultura in generale. Esatto, no? Certo. Abbiamo fatto un'associazione e a bello siamo imbastendo un festival in estate e un'altra in inverno e hanno passato il primo anno. Questa associazione ce n'è Sonala. L'abbiamo sposto a 100, però si può andare Sonala o Sonala, noi eravamo in cada modo. E Sonala è questa parola, idea, probabilmente questa parola è pentito più su Sonala Usta. Sonala Gusta. Sonala Usta, oppure la sona o non la sona. Quindi pure Cosatero sono i musicisti, insomma, sempre suonano, suonano spari, eccetera. E quindi abbiamo spostato sull'Umere. E pure sul festival organizziamo in settembre, di solito cada anno si suona la festa. Sono un festival musicale? Sì, un festival musicale, hanno fatto un concerto proprio di Tango Macondo in Santo Predu, sempre un appuntamento, un amore di teatro, di prima, su Sardies prima in bidda. Quindi noi siamo scelti musicali? No, creiamo di ponere in messo un po' di tutto, che abbiamo laboratori su Piloccheddo, musicale, insomma, un appuntamento teatrale, stiamo creando di mantenere sempre questo. Si va di improvvisi, no? Sì, sono 2 o 3 giorni e poi la musica, nos aggrada comunque poi alliare pure la parte visiva di qualche pittore, di qualche disegna, proiettiamo il disegno live, tipo abbiamo fatto un anno passato, Matteo Leone e un Paolo De Cortes, Matteo spiegava la canzone, la suonava e Paolo De Cortes caia il disegno e la canzone li ispiravano in questo momento. E quindi erano tipo 20 pezzi o 20 disegni diversi. Cada pezzo, cioè, sperimentazione in voi. Però proiettato in un muro, cioè senza ponnettello, in un muro di asilo storico di vita. E è stato bellissimo per noi, la vita pure ha risposto in un modo. Tu sei il direttore artistico di questa cosa? Ma non sono un direttore artistico. È novità, appoggiai comprendo che. No. Invece Fabio Calzia è un amico, è un musicologo di Nuro, ma è stato in Ludine per Giuseppe Muggiano, che sono un bene in questo progetto, per sapere che a me hanno dato una mano allucinante. Stiamo esattamente posso dire che non di essere subito. E sul trattore, di tutto, non spone in riga, nada verdade, questo e noi dobbiamo morire, non aspettare. Bello. E nuda, insomma, creiamo di mantenere viva. Non so, la vita comunque è una vita abbastanza viva. Questa è meda associazione, per me associazionismo, gruppo folk, coro, tenore, insomma, tutto cosa ci aiuta a una vita attiva e non a morregare, insomma. Ascolta, se no qualcosa bella all'interno di questa manifestazione, questi laboratori su SPP uso.
Ecco, una pregunta che ti voglio fare è questa. Ti intendi, sicuramente sei stato scienti, allievo, no? Che tieni sul debito. Cada tanto mi viene di questo. Gira tutto, no? Eppure si devono, cioè, purtroppo non, credo di non essermi da portare un po' sul maestro. Non lo so, è una cosa che ho provato, però non ho mai approfondito. Non è prodotto, non è prodotto. Beh, che ne può dire un mio, che ha toccato. Cantando te. Te ne do 9 anni. È già sedati, Sì, no, io però poi so quello che do, tenere un montone di intrallazzo. Questo è. E quindi poi so pure è facile a si perdere. Mantenere distrazione. Sì, iniziando una cosa, poi che detto che arriva a Sattera, e quindi io so non dici ne vuoi seghettare, sono il gai. Però questo sì, anche solo mio, si è stato un po' di... Si vuole imparare a tutte sono bravo, un mezzo di me ne ando imparando da te. Degando di stasera. Sì, sono in me più veloce. Manca chi lo scende, sono benitori, ci ma comunque mi sono rientrato a bidda, cioè voglio comunque provare a carchi osa, insomma, però vuole sa costanza e questa presenza pure perché poi insomma chi hanno o di organizzarla, non è esatto, no? Cioè non me lo posso fare gai tanto per lucare, poi hanno fatto bene, ho fatto bene, certo. E quindi insomma, però sto pensando già di uscire da partecipare, sì. Perché voi quando uno impara, teniti un maestro, in qualche maniera questa cosa, su IBU un maestro che ti ha imparato sì. Diventa San Maestro tu pure, sa bene, no? Beh, sì, andiamo a pensare pure su Peppino c'è da imparare a me, non è stato un maestro, poi te avevi studiato poi su un maestro, un maestro e ad imparare a tutto, a parte a uno, non so se la posso suonare una volta. No, ma se ne hai tutto, certo. Noi non ci dà censura. Quando andava un amico, sicuramente appena prima, su Peppino imparava da tutto, no? Poi uno portavo, no, io comunque sa domo la periodo la possibilità di avere tutto. Andava da questo amico Vanni, questo nome, Manno, triballatore, tenevo spodere, e io sono appassionato di musica, la grada sa festa, sa domo sempre aperta qui in rustica, poi pranzo, eccetera, quindi sa un po' questo sonette. Posso imparare senza che suonare due strade all'era, e poi un panzino. Puoi giocare, no? E poi tiene tutto lo strumento, tiene la batteria, tiene fisarmonica, tiene chitarra, tiene tutto, però io non suono nulla, ne può suonare un po' antare no est in metà. Quindi sta andando a Zipepino, ma non mi imparate a suonare le sonette. Se mi imparate a suonare le sonette, l'hanno a regalo una vacca. Ah sì? Zipepino hanno, proviamo, hanno, vieni, insomma. Ma pensando ai carchi, Ninzi, dopo 3 giorni, si poi non avevi shurta vanni, hanno si non torna sta regalo sa vacca e si vittello. No, andava, non fiassate su. No, guarda, basta che non torna, hanno ti regalo sa vacca e si vittello. Oi. Bella questa, bella. Quindi non è prodotto, già è prodotto, ma non prodotto. Anda bene. Si torna a Frimmai e poi torna a essere regionale con te. E siamo arrivati all'ultima parte di questa puntata e sul momento dentro di questo caso gli ascoltatori di nostro si fanno interrompere il messaggio con le pregunte a voi altri, su voi artisti. E uno, forse ti conosce, non uscivo, però dai, bio, che link con un film, che link con una cosa, no, ma Pierpaolo, ma tu sei finto attore? No, attore no, vado a toccare che comparsa, ma niente di... Contasi che lì una cosa, non uscivo, non è stata domanda non è mia, sto ricordo non è mia, quindi... No, è una sera un film documentario in vita, in piso di questo amico, e schiodo. Este io polumenau prima e venia da mi che piava dando con minore mi che piava da zero e poi este partito este in Friuli già da una decina anno e pure prusso è una persona bellissima i suppuru tenere un'allegria tenere una gana di festa e quindi insomma hanno deciso di fare questo film documentario in pizzo suo
E beh, qualche scena si era pure in bidda e beh, non potevamo Non poteva mancare, non potevamo non poteva sicuramente mancare. mancare in una situazione di spuntino e di Torno sempre in noi. di embriaguera, Arnamor, no? E quindi abbiamo fatto questa scena, Dai, ma mi bello. sono divertito, insomma. Bello, bello. Vedi, i punti formosi Beh, spero che faccia, stiamo vedo circolando in bidda, per una cassionetta, quindi. Vero. Andava bene, andava bene. Devo dire, grazie a me da questi stessi ospiti di questa bella grazie puntata e ho a sorriso tu, me, di sconto quando c'è questa serenità, questa eleganza, è sempre bello a regionare. De vita, de musica, ma pensa di esperienze, di giro, di disco, di collaborazioni, di sperimentazioni, c'è un montone di cose. Spero su di maniera di vai me d'altro, Grazie a voi, posso narrare Certo, così ne hai la detto. prima volta mi hanno fatto un'intervista in sardo, Ah. solito il problema a me è studiare in italiano, quindi ando sempre creando parole e poi non conosco. E invece in sardo, certo, qualche parola in italiano che l'hanno morgato, Certo, però ci bessi, certo. però è stato un po' meno, è stato meda Mi bello. va in me da pregere, si va in pregere a noi, insomma, spero di fare così, me lo auguro su vostri genitori, possa attività di cosa tua e possa vita, grazie, sempre. Poi si grazie. ascoltavo su live, quindi insomma, tenuto a Pierpaolo Vacca e live.
Thank you.